The Dreamer, anticipazione episodio 90. Sanem ha un incidente e finisce all'ospedale. In questa puntata Jean e Sanem si trovano fuori città e sembrano quasi riappacificarsi, ma Pauline, avvertita da Yuma, li raggiunge e interrompe il magico buongiorno di Jean e Sanem appena svegliati. Prima di salutarla, Jean le promette che penserà alla sua proposta di lavoro a Londra, mentre Sanem è felice di vederla andare via. Durante il viaggio di ritorno, Jean coccola Sanem, le accarezza la testa e le prende la mano, ma non appena arrivati, Jean comunica a Sanem di aver preso una decisione importante: accetterà la proposta di Pauline. Sanem è sconvolta, ma è determinata a dirgli qualcosa. Delusa, gli fa presente che lei ha fatto molti errori per non perderlo, ha combattuto per lui, ma ora ha rinunciato. Lui sta scappando da tutto e visto che lui ha deciso così, lei non può impedirgli di andarsene. Dunque lo saluta, è stanca di correre dietro a qualcuno che non la vuole. In ufficio poco dopo Sanem comunica a Leila e JJ di lasciare l'agenzia perché non riuscirebbe a stare in un luogo che le ricorda Jean mentre lui non c'è. Sanem, molto determinata, riesce a scrivere le sue dimissioni e JJ prova invano a impedirle di consegnarle a Deren, che comunque non vuole firmarle. Intanto Yuma sente tutto e telefona a Pauline, anticipandole soddisfatta che Jean accetterà la sua proposta. Sanem va nell'ufficio di Emirre e consegna le sue dimissioni. Gli dice che ha provato a far pace con Jean, ma inutilmente. Emirre non vuole, ma Sanem è determinata. Lui è comunque convinto che Jean si mentirà e la chiamerà. Sanem torna nell'area comune e raccoglie le sue cose. Tutti la osservano in silenzio e con le lacrime agli occhi, compresa Deren che alla fine l'abbraccia. JJ le regala il suo pupazzo per parlare con lui quando sarà annoiata. Sanem dice che vuole tanto bene a tutti. Yuma si avvicina e le dice che sapeva che sarebbe andata a finire così. Questo accade quando si mescolano lavoro e vita privata. Sanem va sulla banchina del porticciolo e piange da sola. Si dice che se l'avesse amata veramente l'avrebbe sicuramente perdonata. Poi, mentre se ne va e chiama il taxi, viene investita da un'auto. Hit, il ragazzo che è alla guida, si ferma subito a soccorrerla e la porta in ospedale. Poi si assume ampiamente la colpa dell'accaduto e la invita a chiamare i familiari. Intanto in agenzia gli impiegati stanno commentando l'accaduto. Mentre parlano tra loro, Leila riceve la telefonata dell'ospedale e tutti si allarmano. Lei si rivolge a Mirre per farsi accompagnare. Lui cerca di rintracciare subito Jean che appare da subito sconvolto. Hijit torna nella stanza di Sanem e poco dopo arriva Jean, preoccupatissimo, che si comporta in modo molto dolce con lei. Dice a Hijit che può andare, ma lui risponde che non la lascerà finché Sanem non uscirà da lì sana e salva. Jean si innervosisce e minaccia di picchiarlo. Arrivano Emirre e Leila e Jean spiega l'accaduto innervosito e ingelosito dalla presenza del ragazzo, che si mostra molto protettivo con Sanem. La stanza dell'ospedale è troppo affollata, così entra l'infermiera e chiede anche a Jean di uscire, anche se lui vorrebbe rimanere, perché forse Sanem ha bisogno d'aiuto. L'infermiera però lo manda fuori. Jean rientra e lui e Sanem discutono sulle dimissioni. Jean non vuole che lei lasci il lavoro, ma la ragazza è irremovibile. Jean le fa presente allora che deve dare 15 giorni di preavviso prima di andarsene. Il medico decide di dimettere Sanem. Hijit vorrebbe accompagnarla a casa, ma Jean, palesemente geloso, cerca di non permetterlo, adducendo il fatto che si tratta di uno sconosciuto. Lei risponde che è in compagnia della sorella e si lascia accompagnare proprio dal ragazzo. Dice inoltre a Jean che sa lei cosa fare della sua carriera. Una volta arrivati, Hijit rimane affascinato dal quartiere e colpito da Sanem, tant'è che le chiede il suo numero di telefono. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!